C'è stato un po' di movimento, sì, 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 sì. Sì, sì, non tantissimo, però qualcosa, dai. Sì. Ma il tempo ha preoccupato? No, secondo me è la crisi economica che preoccupa più di tanto. Per il tempo, cosa vuoi, se uno ha i soldi si muove comunque, invece se non hai i soldi, allora sì, guarda il tempo. È la perfetta sintesi dell'andamento turistico del fine settimana di Pasqua. Poco movimento, nessun tutto esaurito. Che anche ci fosse, dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte degli alberghi ha già chiuso da tempo. Il tempo poi non aiuta. Dovremmo chiederci che male abbiamo fatto noi per meritarci tante avversità. Noi non avevamo in verità grandi aspettative sulle presenze pasquali, questo dovuto essenzialmente perché la Pasqua è poco internazionalizzata. La vacanza pasquale è la vacanza degli italiani, è la vacanza del turismo di prossimità. Difficile che uno faccia migliaia di chilometri per stare 2 o 3 giorni, quindi è un turismo veneto e delle regioni limitrofe. Ma veneti e non solo stanno attraversando un periodo difficile che non accenna a dare segnali di controtendenza. Il potere d'acquisto è crollato e non ci si illuda nel sentire che la Pasqua muove milioni di persone. Quante persone del sud Italia lavorano al nord e giustamente ritornano a casa nei periodi delle festività. Potremmo anche definirlo turismo, ma non è un turismo, è un ritornare nella sede d'origine, insomma, ecco, presso le proprie famiglie. Per fortuna che si muovono gli stranieri in questo periodo, ma non basta certo a tranquillizzare gli operatori turistici che già guardano all'estate con altrettanta preoccupazione. Fra ferrovia ferma e lavori sulla Lemagna sarà un bel caos.